Il videogiornale ad un altro evento nell'ambito della rassegna Serie d'estate ad Agrigento. In piazza San Francesco è stata la volta di Brillantina di Stelle. Gloria Scafè. Le sere d'estate continuano a riscuotere successo nella città di Agrigento. Ieri sera i riflettori hanno illuminato la piazza San Francesco immersa in una brillantina di stelle, titolo dello spettacolo messo in scena dal Teatro Incosciente dell'Open Space Theater. La facciata della chiesa dell'Immacolata è stata la cornice ideale per un ensemble di testi teatrali e cinematografici che ha risposto in maniera brillante alle attese del pubblico, come sempre numeroso. Ascoltiamo nel dettaglio i realizzatori dell'evento. Ilaria Bordenca, direttore responsabile dell'Open Space Theater, questa sera ti vedremo in azione, in scena qui in piazza San Francesco con uno spettacolo dal titolo accattivante, Brillantina di Stelle. Beh, più che altro non sono io che andrò in scena, ma i nostri ragazzi. Abbiamo gli allievi del laboratorio sia di canto che di recitazione e qua sono per una delle prime produzioni dell'Open Space Theater. Loro sono il Teatro Incosciente, diciamo che hanno lavorato un anno, alcuni è già da anni che ci seguono, perché noi oramai è da 12 anni che facciamo i nostri laboratori. Diciamo che l'Open Space Theater si avvale della possibilità di fare trasformazione culturale e attraverso la cultura. Però il nostro punto forte proprio sono i laboratori di recitazione di canto e oggi abbiamo questa unione, questa sorta di miscela tra autori contemporanei, non solo di autori e di scrittori, ma anche cantautori. Il programma con cui delizierete questa sera il pubblico agrigentino in cosa consiste? Intanto diciamo che la nostra comunicazione è che il teatro è magia come anche la vita e lo facciamo attraverso diversi cantautori, da Max Gazzè a Björk e diciamo anche scrittori non solo diciamo teatrali ma anche cinematografici, quindi da Almodovar a Campanile e così via. Salvo Di Salvo, insegnante di canto moderno nell'Open Space Theater, nello specifico ti occupi del Teatro Incosciente. Questa sera questi ragazzi che si esibiranno, ecco, sono passati dalle tue mani? Sì, sono stati preparati da me, sono ragazzi molto giovani, hanno 16-17 anni, si stanno avvicinando al canto quindi da poco tempo, però con grande volontà, grande impegno, e poi devono integrare la loro attività anche canora con quello che è il movimento scenico, l'aspetto recitativo, quindi si sommano vari aspetti, però i risultati penso ci siano. Lo spettacolo Brillantina di Stelle nasce come un collage di brani brillanti dal punto di vista recitativo con brani brillanti altrettanto dal punto di vista canoro. Sono un po' brani della tradizione degli anni 50, 60 e anche con anche brani scelti nel repertorio attuale, quindi nel 2013, 2012, quelli che magari hanno questo aspetto anche un po' così allegro, disinvolto nel canto, perché anche questo è importante per i ragazzi che abbiano una certa predisposizione anche a far divertire, a cattivare l'attenzione del pubblico. Ilenia Costanza, ma dove sei finita in tutto questo periodo? Io sono finita a Roma. Ilaria è molto arrabbiata con me. Perché sei arrabbiata con me, Ila? Sono arrabbiata perché effettivamente lei è il direttore artistico dell'Open Space Theater, però per un anno si è concessa, ma per questioni importanti devo dire, quindi ha dato a me un po' lo scettro della situazione. Con grande stanchezza spero che ritorni, però dico l'ha fatto per una giusta causa, quindi sentiamo un po' cosa ci vuole dire dei suoi racconti, di quello che ha fatto quest'anno. Insomma, raccontaci, perché l'Open Space Theater e anche il pubblico a casa è curioso di sapere Ilenia Costanza che ha fatto, dov'è? Innanzitutto direi alla mia socia, come diceva una vecchia pubblicità, sto lavorando per voi. Ilenia si è persa un po' nei meandri delle viuzze di Roma in quest'ultimo anno e solo in quest'ultimo anno, perché grazie a Dio ho lavorato molto, varie direzioni artistiche, sia per la Città del Gusto, per una rassegna sulle regioni italiane tra teatro e cucina e musica, per il Comune di Roma ho fatto alcune direzioni artistiche, lo spettacolo di cui fa parte anche Ilaria, Legittima Difesa Dossier, che va avanti alla grande e che adesso è diventato un movimento vero e proprio, un movimento socioculturale. C'è stato un grande evento a Roma e Ilaria c'era, perché io non scendo ma lei sale per queste ragioni. Conviene, no?
E poi adesso ho ultimato una commedia brillante che si intitola Amaranto, inatteso, sorprendente amore, che è una commedia brillante con canzoni che debutterà nella prossima stagione per un produttore che finora ha prodotto solo film per il cinema, adesso si dà al teatro, e quindi ho scritto e ho preparato l'allestimento di questo spettacolo. È in occasioni come queste che Agrigento mostra ai suoi cittadini il suo volto più bello e un plauso va all'impegno portato avanti dall'assessorato alla cultura del comune di Agrigento retto da Patrizia Pilato. È giusto che appunto anche le amministrazioni